Finalmente un atto concreto da parte del Consiglio regionale a favore del nuovo ospedale di Padova, uno stanziamento di 150 milioni in 3 anni che ci consente di partire raccogliendo le risorse e tentare di superare il project financing elaborando un progetto regionale con il quale possiamo mettere a gara la costruzione del nuovo polo ospedaliero. Oggi è una necessità, l'azienda ospedaliera attuale ha un disavanzo di circa 40 milioni all'anno, la strutturazione e l'organizzazione dell'attuale ospedale non è più sostenibile e quindi andiamo a rischio di perdere un'eccellenza che non è solo di Padova ma è del Veneto e del nostro paese. Quindi noi abbiamo votato a favore di questo emendamento proposto dalla Giunta, consapevoli che è un primo importante passo, il nostro voto è stato determinante per raggiungere questo obiettivo. Noi avevamo un altro emendamento che metteva a disposizione subito 500 milioni alla Giunta in modo tale da partire immediatamente con la gara, però ecco anche questo passo è un importante passo in avanti che ci consente di guardare al futuro della sanità veneta e della scuola medicina di Padova con ottimismo.